Pronti? 1, 2, 3. Buono, questa volta il segnale con Stricker che va subito a condurre come da copione. Zong di Girifalco veloce a sistemarsi nella sua scia. Poi il resto del pelotone condotto da Vaomar che numero 9 Super Bumpit OP of che è West terzo. C'è la rottura di squalificato. Zuvec CSM, la squalifica Numero 3 Zuvec CSM conseguente. squalificato. Anche un altro ha rotto, ci sembra forse Bumpit of West. Comunque vediamo il passaggio davanti alle tribune. Stricker, Zonk di Girifalco, poi Super OP e Vaomar, quinta posizione, che dovrebbe essere di Zillafont. Via via tutti gli altri. Intanto i primi 600 metri se ne sono andati, quelli che stanno per completare l'800 iniziale, con Stricker che per il momento va via a passo tranquillo, 1 e 1 il passaggio agli 800 metri. Posizioni invariate con Zong di Girifalco, Super OP e Vaomar nelle prime posizioni, sempre lungo la corda, mentre dalla quinta posizione accenna a muovere, ma c'è subito l'anticipo di Vaomar, o almeno così sembra. Poi torna sotto Vaomar perché Zillafont non la copre ancora del tutto, e più indietro vediamo anche Big Lan, percorsi esterne anche Komchak SM, Tancredi Sartor. Intanto cavalli ora ai 650 conclusivi, condotti sempre da Stricker che ha in schiena Zong di Girifalco e Super OP. Vaomar invece che fatica a tenere il ritmo per il momento. Nessuno delle retrovie per il momento si fa vivo. Numero 13 Zero Gravity Squalifica per Zero Gravity. Intanto sposta Zong di Girifalco a 450 dal palo, cerca di portarsi su Stricker che accelera i primi due in vantaggio, tallonati da Super OP. Super OP segue i primi due, c'è la rottura improvvisa di Zonk di Girifalco, numero 5, e così in vantaggio Zonk rimane Stricker che viene ora seguito da Super OP. Stricker in vantaggio a 100 dalla conclusione, Super OP ci prova all'interno, Super OP insiste su Stricker, Stricker si difende a centropista, lo scatto anche di Komchak SM sul palo, però è il numero 2 Super OP che riesce a piegare di misura Stricker, mentre al terzo posto finisce Komchak SM, 1:16,6 il ragguaglio finale, con 31,4 a chiudere, tutti un po' stanchi, ma lo speed vincente è quello di Super OP ed Eddie Money, che ritorna così alla vittoria dopo un lungo periodo. Super OP mancava dal successo da parecchio tempo e lo fa in questo bell'handicap, piegando sul palo Stricker che era il favorito, mentre al terzo posto finisce il numero 11 Komchak SM, per un ordine d'arrivo che dice 2-4-11 in linea ufficiosa. La vittoria invece per Super OP e l'allevamento Eddie Money, che era anche naturalmente il trainer e neanche il proprietario.